Cari amici, buongiorno e bentornati a questo nuovo appuntamento di Progetto Comune Incontra. Oggi ho il piacere di avere con noi un caro amico, una persona che per Mestre è molto importante, conosciutissimo, sono sicura che la maggior parte di voi conoscerà il nostro ospite. Si tratta del professor Roberto Stevanato, il presidente del Centro Studi Storici di Mestre, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Grazie, buongiorno a voi. Bene, come al solito vediamo chi è il nostro ospite, quindi diciamo qualcosa su di lui. Roberto Stevanato, 78 anni, sposato e padre di 2 figli, già professore ordinario di biochimica a Ca' Foscari, è autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e su atti di congressi. Presidente del Centro Studi Storici di Mestre dal 1999, ne ha rilanciato l'attività con innumerevoli iniziative, promuovendo e curando la pubblicazione di una 70ina di volumi, sulla storia naturalmente della città, ad alcuni dei quali ha contribuito anche come autore, fra cui i più impegnativi il catastico Scalfuorotto, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Venezia e il recentissimo Porto Marghera, di cui parleremo più tardi, storia di una grande avventura industriale. Per questa intensa attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti da istituzioni pubbliche ed enti privati, fra cui nel 2007 dal Comune di Venezia il prestigioso Leone di San Marco. Quindi congratulazioni intanto per l'attività che conosciamo. Bene, se sei d'accordo potremo cominciare con le domande. Certamente. Allora, nella pagina di apertura del sito del Centro Studi Storici compare una illuminante frase di Tucidide: conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro. Come si declinano queste parole con la città di Mestre, con la nostra città? Sì, abbiamo voluto mettere questo per capire che la storia non è semplicemente una fossilizzazione di ricordo del passato, ma è anche un ragionamento che si vuole fare per capire cosa è successo nel passato e tradurlo nel presente per programmare meglio il futuro. Oggi senza storia non c'è civiltà, oggi ogni comunità vuole ritrovare le proprie radici e quindi anche per Mestre è giusto che ritrovi le proprie radici per capire qual è la situazione oggi, per gestirla meglio oggi e per programmare meglio il suo futuro. Certo, noi parliamo sempre di identità mestrina. Noi parliamo sempre di identità mestrina. Appunto. Allora, il Centro Studi Storici è stato istituito il 20 marzo 1961 come gruppo di studio e poi via via si è sviluppato negli anni nella realtà appunto della quale Mestre ormai, una realtà proprio da cui Mestre proprio non può prescindere, diciamocelo francamente. Quali sono le molteplici attività che realizzate? Quali l'impegno e l'entusiasmo che vi spingono ogni anno a creare sempre nuove occasioni, sempre molto interessanti di studio, approfondimento e anche eventi che sono sempre molto partecipati? Sì, noi sostanzialmente siamo partiti, noi, quelli prima di me, perché chiaramente io nel 1961 ero poco più che un ragazzo, e siamo partiti semplicemente facendo delle conferenze una volta ogni tanto sulla storia della città. Siamo partiti nel 1961, bisogna capire questa data, è il momento dell'esplosione demografica di Mestre, è il momento della anche esplosione abitativa di Mestre e quindi del grande sacco edilizio di Mestre, sono gli anni del grande sacco edilizio di Mestre. Tanto che uno dei primi atti del Centro Studi Storici, una delle prime iniziative, è stata quella di mettere delle lapidi sugli monumenti importanti di Mestre, che erano più che altro una specie di alert per dire: signori, guardate che queste sono cose importanti, fanno parte della storia di Mestre, hanno 300, 500, 1000 anni, per carità non buttatele giù, perché ormai questa mania edificatoria che era dettata dalla necessità di dare case, abitazioni ai lavoratori di Porto Marghera, non risparmiava praticamente niente. Noi abbiamo perso un sacco di grandi e forti testimonianze, belle testimonianze storiche, ville, palazzi, parchi, eccetera, e anche parti dei castelli, proprio a causa di questo. E quindi è partito da questo il Centro Studi Storici e dopo man mano si è evoluto. Oggi il Centro Studi Storici è, diciamo, una cornice che attiva al proprio interno una serie di iniziative anche diversificate tra di loro, ma sempre secondo i dettami dello statuto del Centro Studi Storici.
quello della valorizzazione della storia, delle conoscenze, delle tradizioni, dell'ambiente del nostro territorio, di Mestre in particolare. Allora abbiamo questa biblioteca storica, siamo partiti prima dai nostri volumi, adesso abbiamo una biblioteca storica che è riconosciuta dalla Regione Veneto come di interesse locale, che ormai ha superato abbondantemente i 5.000 volumi, focalizzati sulla storia in generale e sulla storia del territorio in particolare. Abbiamo i nostri cicli di conferenze che noi facciamo con programma semestrale ogni anno, sugli aspetti più vari, sempre della storia del territorio. All'interno della nostra cornice abbiamo anche una scuola del merletto di Burano, sì, che sta avendo un successo straordinario perché abbiamo oltre 20 allieve merlettaie, alcune delle quali si stanno distinguendo, stanno facendo anche dei bei lavori, alcune provenienti anche da fuori regione e si ritrovano 3 volte la settimana all'interno della nostra sede. E vogliamo portare un contributo perché questa tradizione non muoia, certo, quindi non vuole essere in contrapposizione chiaramente con Burano, ma un supporto, certo, a quello che sta facendo egregiamente Burano. Abbiamo Mestre Racconta, ecco, di cui allora, dopo ne parliamo, sì, di sì, questa anche iniziativa. Certo. Abbiamo poi un gruppo che si chiama Dame dell'Asce, che vuole valorizzare il ruolo della donna nella storia, sì, passata, che normalmente è scritta molto spesso al maschile, dobbiamo riconoscerlo, sì, e nella società attuale e nelle prospettive future. Abbiamo il gruppo delle Dame dell'Asce, abbiamo il gruppo Bici e Arte, che è un gruppo sempre che ha appassionato di storia, di arte e di ambiente, che però lo traduce attraverso biciclettate, e quindi si vanno a vedere centri storici, musei, mostre d'arte, siti ambientali di pregio con l'uso della bicicletta. Cioè un turismo lento, un turismo calmo, un turismo più umano e più compatibile. E insomma, praticamente noi cerchiamo di andare incontro a quelle che sono le aspettative della gente del nostro territorio, sia per quanto alla conoscenza del passato, ma anche per attività attuali e future. Infatti, bellissimo. Dunque, dicevamo che tu sei presidente del Centro Studi Storici dal 1999 e prima di te ci sono stati altri presidenti e consiglieri, tra cui anche il famoso dottor Brunello, Luigi Brunello, che è stato un caposaldo per la nostra città, anche lui. E quella mia domanda è questa: ci sono ancora persone così appassionate e dedite alla causa mestrina, o tu percepisci che un po' alla volta ci si stia dimenticando di questo passato articolato e glorioso della città, nonostante tutto il lavoro che voi fate? Cioè c'è questa percezione? Purtroppo dobbiamo notare una assenza di giovani. Abbiamo tutte persone mature e anche anziane all'interno della nostra associazione, almeno di quelle che fanno parte del direttivo e che si danno da fare per le attività. Certo. Ecco. Mancano i giovani. Noi speriamo che sia un fatto contingente, vogliamo sperare, ancora abbiamo questa flebile speranza, e che non sia dovuto al fatto che oggi è un mordi e fuggi, si vive alla giornata e quindi non interessa il passato ma non interessa neanche il futuro, perché se dovesse andare avanti in questa linea sarebbe preoccupante per la nostra società. Significa che la società non ha prospettive future, perché se non costruisci oggi il futuro non lo vivi domani il futuro. Domani vivi alla giornata, nella casualità, sì, ecco, in questo mordi e fuggi del tempo che è molto deleterio per la società e per la convivenza civile. Certamente. Infatti, certo. Allora, accennavi tu al fatto prima che il centro ha una grande disponibilità, un numero notevole di pubblicazioni di storia e di tradizioni del territorio, e che cosa è questa che è stata la premessa proprio per la creazione della biblioteca storica della Comunitas Mestrensis. E dicevamo che questa è meta, diciamo, di persone che vengono a visitarla. Per quanto riguarda gli studenti e il rapporto con le scuole, avete relazioni per tirar su qualche giovane virgulto nell'esperienza, nella tradizione e nel ricordo di quella che è stata Mestre? Allora, noi abbiamo convenzioni in atto con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con l'Università di Padova. Abbiamo avuto stagisti e laureandi che sono venuti e hanno completato le loro tesi di laurea all'interno della nostra associazione
usufruendo a pieno mani di quelli che sono i libri della nostra biblioteca e avendo anche supporto da parte nostra, anche grazie anche alla mia professione, certo. Ecco, anche nel modo di redigere la tesi di laurea e come impostarla. Ecco. Con le scuole invece e quindi abbiamo degli studenti universitari che ci frequentano non troppo spesso, diciamo, ma ce li abbiamo. Molto meno invece per quanto riguarda le scuole di altro ordine e grado. Abbiamo cercato di coinvolgere gli insegnanti, perché la storia e le tradizioni del territorio dovrebbe far parte dei programmi ministeriali, però non c'è sensibilità da parte degli insegnanti e quindi questa cosa non è, con il nostro grande dispiacere, non riesce a trovare sviluppo. Sì, no. Questo è un peccato, perché effettivamente le scuole partecipano a molte altre attività ed è strano, anche attività per esempio scientifiche, ed è strano che invece in un'attività come quella che potrebbe essere proprio la storia e quindi l'approfondimento delle nostre radici, perché insomma credo che sia una cosa fondamentale, però forse bisognerà fare un battage pubblicitario. Ma credo che questo dovrebbe far parte anche dell'educazione civica, perché certo. Nel momento in cui conosci il tuo territorio, certo. Da dove deriva, cosa sia stato progresso, perché viviamo in questo territorio, perché si è formato questo, hai anche più amore per il tuo territorio, sì. E quindi certamente anche più rispetto per il territorio e per le persone. Sarebbe una grande lezione di educazione civica quello dello studio della storia del territorio. Sono d'accordo. Beh, su questo ci potremmo anche lavorare su questa proposta, anche perché ricordiamoci che l'anno prossimo ci saranno le elezioni amministrative qui a Venezia, quindi magari potrebbe essere qualche persona sensibile potrebbe ascoltare. Speriamo di poter avere amministratori più sensibili su questo tema. Ecco, speriamo. Allora, parlavamo prima di un'altra attività molto importante che è quella del concorso Mestre Racconta, sì. Che vede un'altissima partecipazione tra l'altro di cittadini locali che si cimentano in racconti di vita oppure esperienze o anche cose inventate, quindi la storia proprio ideata. Ci vuoi parlare di queste belle iniziative? Beh, siamo partiti quasi così, come una sfida, non dico per scherzo perché le cose c'è che a me farle seriamente, non per scherzo, ma insomma, ecco, tentiamo, vediamo un po' come va, ecco. E invece è andata bene fin dalla prima edizione. Pochi giorni fa è uscito il bando della 7ª edizione, siamo rimasti alla 7ª edizione, considerando che mediamente sono da 20 a 25 autori, moltiplicando per 7 e vediamo quanti sono i racconti che noi abbiamo editato sinora. Racconti importanti perché noi lasciamo ampia libertà nello scrivere, diciamo semplicemente, chiediamo semplicemente che ci sia un riferimento al nostro territorio, giusto per tenerlo, per dare un minimo di limite, ecco. E la maggior parte di questi racconti sono storie di biblioteche viventi. Cioè sono persone che raccontano le loro storie e attraverso questi racconti, magari scritti anche in modo semplice, senza particolari pretese letterarie, noi riusciamo a scoprire aspetti straordinari della storia di questo territorio. Il ragazzino che giocava per strada, ma in quelle che adesso sono strade principali molto trafficate, impensabile oggi un ragazzino, ma neanche di fermarsi un secondo, una volta giocava una palla su queste strade che erano sterrate, zone che adesso sono densamente costruite, che una volta erano campi, erano viottoli di campagna, certo, fossati, certo. Alberi, ecco. Oppure anche le stesse persone che parlano delle trasformazioni del territorio, nella loro vita, le trasformazioni che hanno vissuto, esperienze della guerra, qualcuno che magari di quelli un po' più avanti nell'età che hanno vissuto gli anni drammatici della guerra, da bambini, ecco i loro ricordi che sono ancora rimasti impressi nella gente. Quindi abbiamo tutta una serie di flash su quella che è la storia, la storia popolare, la storia della gente, la storia della comunità, la storia sociale, che è la storia vera, quella che viviamo tutti i giorni, che non è la storia dei grandi condottieri, dei Napoleone o di Giulio Cesare, insomma, è la storia quella che vive la gente tutti i giorni. Ed è quindi una cosa molto affascinante. Fuori concorso abbiamo anche questi racconti di persone invitate, giornalisti, persone
di fama, già scrittori noti, eccetera, che vedo che sempre accettano volentieri e portano il loro contributo e lì vengono fuori delle cose straordinarie. I giornalisti, per esempio, quello che non possono scrivere sì. per motivi di spazio o per motivi o di opportunità, sì. Nei giornali, sì. Ecco, lo possono scrivere lì e sono venute fuori veramente delle cose interessanti, qualche volta fanno venire anche i brividi. Sì. Bene, allora adesso dobbiamo presentare l'ultima realizzazione, che è una cosa straordinaria che ci hai portato e ti ringraziamo per questo. Quindi sono questi 2 volumi che trattano della storia di Porto Marghera, ma in un modo lucido, in un modo assolutamente esauriente, con un approfondimento, un lavoro che avete fatto incredibile. Quindi se ci vuoi parlare un po' di questi 2 libri. Sì, incredibile pensare che ci sono 7 anni di lavoro di almeno 2 persone, coadiuvate poi anche da altre successivamente, almeno per alcuni aspetti, per alcuni punti. Ecco, l'autore è Giorgio Borin, io sono il coautore di questi 2 volumi e racconta la storia di Porto Marghera. Perché è nata quest'opera? Perché quando siamo andati a visitare la mostra di industrie del centenario di Porto Marghera al Vega, in realtà siamo rimasti un po' delusi, ci aspettavamo qualche cosa di più. Io avevo anche presentato al comitato scientifico del centenario di Porto Marghera questo progetto, proprio il progetto di fare una cosa di questo tipo. Non ho neppure avuto risposta. Non importa, noi siamo andati avanti lo stesso, non abbiamo usufruito dei finanziamenti che sono serviti ad altri scopi, chiaramente, e siamo andati lo stesso. 7 anni di lavoro, abbiamo partorito questo. Fortunatamente abbiamo avuto l'appoggio dell'ente zona industriale che ci ha messo a disposizione il proprio archivio, che è probabilmente il archivio più completo sulla storia di Porto Marghera, dopodiché chiaramente siamo andati a esplorare anche altri archivi, e ci ha dato un supporto anche per le spese di stampa, perché chiaramente come associazione non avremmo potuto sopportare questo costo. Quanto pesa? Considerando che sono 3,7 kg di peso e sono 860 pagine complessive. Ecco. Sono 2 volumi. Il primo volume racconta la storia e il secondo volume è solo e esclusivamente riproduzione di documenti originali. La storia è stata fatta solo e esclusivamente sui fatti, niente alle interpretazioni, niente alle valutazioni. Su Porto Marghera esiste già tanto che racconta ed importante, che racconta di situazioni, episodi, fatti, incombenze, eccetera, dal processone per il petrolchimico alla questione ambientale, le lotte sindacali, la nocività del posto di lavoro. Abbiamo una letteratura immensa. Mancava proprio una storia che parlasse dei fatti, di cosa è successo prima, durante e dopo Porto Marghera, ovvero cosa ha fatto perché nascesse Porto Marghera, che ricordiamo ha un preciso atto di nascita, 1917, luglio del 17, come si è sviluppata Porto Marghera e come, diciamo, almeno si è esaurita la prima Porto Marghera, perché la prima Porto Marghera ormai si è esaurita. E siamo partiti non dal 1917 ma dal 1880, perché Porto Marghera è nata dal problema dell'ampliamento del porto a Venezia. Quindi siamo partiti dall'inaugurazione della marittima a Venezia, le problematiche che sono emerse quando si sono resi conto che la marittima non era più sufficiente per gli scambi commerciali e anche per le industrie, c'era una richiesta di industria, i vari progetti che si sono stati presentati in quegli anni per cercare di ampliare il porto commerciale a Venezia, alcuni anche cervellotici, che fanno sorridere o inorridire, certo. E fino a quest'idea di creare il porto in terraferma. Il porto che inizialmente doveva essere fatto a San Giuliano, nella zona dell'antica Marghera, attenzione, a nord del ponte traslagunare, dove adesso c'è il parco di San Giuliano e a ridosso del forte Marghera. Ecco. Dopodiché, se probabilmente si sono resi conto, anche se non abbiamo dei ragionamenti specifici, che non c'era possibilità di espansione perché c'erano i vincoli militari del forte da una parte
la zona abitata di Mestre dall'altra, quindi hanno pensato quindi di traslare questo progetto a sud del ponte traslagunare. Ormai nell'immaginario collettivo il porto era a Marghera e quindi è rimasto Porto Marghera, anche se in realtà è una zona che storicamente si chiama Bottenigo o Bottenighi. Sì. Noi pensiamo che sia questo il motivo per cui, non abbiamo prove, ma è molto plausibile che sia questo il motivo per cui Porto Marghera si chiama come Porto Marghera, non si chiama Porto Bottenighi, sarebbe stato più corretto. Ecco, quindi questa è la storia. Il secondo volume sono documenti. E fino a poi parliamo dei danni di guerra, la situazione della guerra, cosa rappresentava, perché forse nell'immaginario collettivo ancora non è presente cosa rappresentava Porto Marghera nell'economia nazionale, e qui lo diciamo. La grandezza di Porto Marghera, pensate che tutta Venezia insulare in Porto Marghera ci sta dentro almeno 2 se non 3 volte. Ecco, la grandezza, le eccellenze industriali di Porto Marghera. Noi producevamo il 70% dell'alluminio nazionale durante la seconda guerra mondiale, il 100% del cadmio, il 100% della cianamide, cioè voglio dire, era un'eccellenza, e non a caso poi gli alleati ci hanno pensato bene di cospargere questo territorio di una grande quantità di bombe, proprio perché sapevano cosa rappresentava nell'economia nazionale industriale questa realtà che noi abbiamo qui. Ecco, è uno sforzo notevole, è in edizione limitata perché è riservata solo ai nostri soci. Certo. Se qualcuno si fa vivo deve farsi socio, e allora probabilmente certo che questo dovrebbe invece essere portato nelle scuole, perché nell'ambito della storia del Novecento bisognerebbe che fosse insegnato almeno qualcosa proprio per l'importanza che arriva. Noi speriamo che le scuole si facciano vive. Intanto le stiamo distribuendo alle biblioteche. Sì. Abbiamo già portato alla biblioteca civica di Mestre come dono, nostro dono, a quella di Spinea, a quella di Gelarino, l'abbiamo portata a quella di Mogliano, insomma lo stiamo distribuendo nelle principali biblioteche. È depositato all'Archivio di Stato, lo porteremo alla Marciana, quindi alle biblioteche principali, perché crediamo che sia un lavoro di riferimento per chi vuole conoscere la storia di Porto Marghera. Sì, bene, è veramente bellissimo questo, quindi io invito anche le persone che ci seguono ad andare alla Vrez e quindi andare a consultarlo, perché veramente ne vale la pena, è un'opera molto molto importante per la nostra città. L'ultima domanda, diciamo di carattere generale, perché noi siamo molto innamorati della nostra città, ci teniamo molto, quindi io ti chiedo, parlando di Mestre, che è una città che noi sappiamo viva, ricca di persone per bene, di possibilità, di grandi opportunità, che però sappiamo anche bene che molte volte sono state sottovalutate, ignorate, mortificate. Tu che sei un grande conoscitore di Mestre, sensibile e attento, come vorresti fosse il suo futuro? Basterebbe semplicemente prendere atto e prendere conoscenza di quello che è Mestre attualmente. Se noi consideriamo che una delle principali stazioni ferroviarie d'Italia, una dei principali, quando io intendo Mestre, intendo la terraferma del Comune di Venezia, tanto per intenderci, da Favaro a Gelarino, a Marghera, Chirignago, a Seggiano, Mestre Centro chiaramente. Ecco, dicevo, all'interno di questo territorio noi abbiamo uno dei principali aeroporti d'Italia, una delle principali stazioni ferroviarie d'Italia, per numeri passeggeri e per numeri binari superiore anche a quella di Venezia, giusto per fare riferimento. Ecco, un porto industriale e commerciale, e adesso diviene anche porto turistico, uno dei principali porti d'Italia. Abbiamo una rete stradale e ferroviaria di interconnessione, un nodo di particolare importanza, e anche questo è stato motivo dei bombardamenti degli alleati. Ecco, siamo baricentrici all'interno del nord-est, se noi consideriamo Padova, Treviso, Venezia, siamo baricentrici, ma anche se ampliamo il territorio siamo sempre baricentrici. Andiamo da Chioggia a Monfalcone, ecco. Abbiamo tutta una serie di prerogative, purtroppo però non sono state valorizzate e non vengono valorizzate. Si tratterebbe semplicemente di valorizzare meglio questo territorio.
È un territorio che ha anche, nonostante sia stato devastato, come abbiamo detto prima, sia dalla guerra, ma soprattutto dalla guerra, fra virgolette, dei civili, sì, con i disastri degli anni 50-60 fino a metà degli anni 70, diciamo indicativamente, abbiamo ancora dei tesori straordinari, ma sappiamo quante ville venete ci sono all'interno del territorio veneziano, noi lo stiamo scrivendo in questo periodo. sì. Abbiamo il campo tricerato di Mestre, uno dei pochi campi tricerati europei, ecco. Abbiamo dei siti di interesse storico importanti, anche se purtroppo nascosti alla vista da questa edificazione selvaggia che è stata fatta. Abbiamo dei siti ambientali di pregio, basta spostarsi in linea d'aria qualche chilometro da qui, 1 chilometro, 2 da qui, e troviamo dei siti ambientali di pregio, ancora l'ambiente della campagna con la sua struttura antica. Cioè, abbiamo tutta una serie di... Perché non mettiamo assieme tutte queste cose e le riuniamo in un quadro coerente? Certo. Sarebbe un miglior vivere per tutti, certo. E sarebbe anche una maggiore responsabilizzazione anche nei confronti dei nostri giovani, perché avrebbero coscienza di vivere in una realtà importante dal punto di vista economico. Adesso ci dicono che è il nord-est che è la capitale economica dell'Europa, Sì. non più, scusate, d'Italia, non più il nord-ovest, sono le notizie di questi ultimi giorni. E ci rendiamo conto che siamo in un territorio straordinario, tra l'altro privilegiato anche perché tutti i disastri che succedono in giro, tocchiamo ferro, ancora non ci hanno toccato, speriamo. Certo. Quindi siamo in un territorio privilegiato, abbiamo dei tesori che abbiamo gettato ai porci. Si tratta un momentino di sporcarsi le mani e di recuperarli. E questo vale per tutti i nostri cittadini e vale soprattutto per i nostri amministratori, perché qualche volta mi pare che, non so, si fanno governare dalla puzza dei porci piuttosto che dai tesori che sono nascosti in mezzo alle tane dei porci. E con questa considerazione io invito tutti quelli che ci ascoltano, soprattutto i genitori di bambini e ragazzini, di conoscere e far conoscere il Centro Studi Storici di Mestre. Basta andare su internet, su Google, digitare Centro Studi Storici di Mestre e si apre veramente un mondo di bellezza, di storia, di tradizioni, di scoperte che a nostro avviso ogni famiglia del nostro territorio, quindi di Mestre, dell'entroterra veneziano, dovrebbe conoscere. Dovrebbe essere proprio una cosa obbligatoria secondo me, quindi io veramente invito tutti appunto a visitare il sito e poi magari anche ad iscriversi per portare della nuova linfa a questa associazione che è molto importante e deve essere rivitalizzata dal punto di vista anagrafico. Diciamo noi così. Siamo a disposizione di scuole, di privati, noi siamo sempre a disposizione. Certo. Ecco, Quindi, nell'ambito delle possibilità, chiaramente non siamo supportati da nessuno, capiamo viviamo solamente con le nostre risorse, con le nostre Certo. piccole risorse, però insomma vedo che riusciamo a produrre qualcosa. Certo. Evidentemente Certo. le buone intenzioni sono quelle che vincono Certo. sempre. E a titolo personale del progetto comune e anche diciamo delle persone sensibili, i nostri concittadini, io veramente mi sento di ringraziarti, ringraziare naturalmente Grazie. non solo te ma anche Giorgio Borin e tutto il vostro direttivo, perché Grazie. avete sempre fatto un lavoro magnifico, quindi grazie di cuore veramente. Grazie. Grazie. Io ringrazio voi di averci seguito e vi do appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci. Arrivederci.